Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentrovati, nuovo appuntamento con Diritti Negati. Siamo in compagnia dell'avvocato Pierpaolo Rodigliero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato, avvocato. Argomento ormai di questi giorni, anzi direi di questi mesi, il reddito di cittadinanza. Ormai ci siamo, avvocato, quindi le persone, i cittadini che hanno diritto a questo reddito magari si stanno attrezzando, stanno preparando la documentazione, manca poco al mese di marzo, quindi quando in effetti si potrà presentare questa domanda e diciamo è una misura in continua evoluzione, possiamo dirlo, perché ci sono... È una misura naturalmente in continua evoluzione. Ricordiamo che incominceranno gli intermediari abilitati per la ricezione del reddito di cittadinanza dal 6 marzo, quindi ci mancano pochi giorni. Pochissimo. E dal 6 marzo saranno disponibili sia i modelli online, ma come abbiamo più volte detto conviene sempre per facilità recarsi presso il CAF dove si va a fare la dichiarazione dei redditi oppure si va a compilare il modello ISEE per avere subito la domanda inviata online. Preventivamente, come consigliamo sempre, a seconda della tipologia della persona o del nucleo familiare che richiede la misura del reddito di cittadinanza, c'è della documentazione che bisogna produrre, per cui diciamo che ci mancano ancora dei giorni, per cui magari preventivamente si va a chiedere tutta la documentazione che serve, in modo che un solo accesso presso il CAF e si invia online la domanda per accedere al reddito di cittadinanza con tutta la documentazione idonea allegata, perché ricordiamo che a secondo della tipologia socio-economica del nucleo familiare si può accedere a questa misura, perché varia anche la misura economica che viene corrisposta mensilmente a partire da aprile 2019 e quindi se c'è quanti disoccupati ci sono in casa, quanti minorenni, se ci sono persone disabili, se queste persone disabili sono maggiorenni o minorenni, sono tutte delle informazioni che bisogna documentare e varia il nucleo familiare, la situazione socio-economica e varia anche l'assegno che mensilmente viene corrisposto al nucleo tramite la card del reddito di cittadinanza, accompagnato ovviamente da quelli che sono beni immobili e beni mobili, che vengono certificati questi in uno con il certificato ISEE. L'ISEE 2019, che sappiamo benissimo che è il requisito, cioè quello che dà l'accesso alla richiesta del reddito di cittadinanza. I CAF adesso hanno i software, ormai sono arrivati. Ora tutti i CAF si sono dotati del software proprio per accogliere le domande e per lavorarle. Ricordiamo, ma ormai è cognizione comune, il nucleo familiare non deve superare i 9.360 euro all'anno, il single non deve superare i 6.000 euro l'anno di ISEE. Da questo poi ci sono tutte le varianti che sono se la persona singolo, il nucleo familiare è in casa in affitto o sta pagando il mutuo, perché ricordiamo la misura aggiuntiva a chi riceverà il beneficio del reddito di cittadinanza è che fino alla concorrenza di 280 euro mensili ci sarà il pagamento o del canone di locazione o della rata di mutuo, quindi fino a 280 euro mensili, è una somma aggiuntiva. Il reddito per il nucleo familiare, che sappiamo non deve superare i 9.360 euro, in presenza di una persona in stato di handicap avrà una maggiorazione di 5.000 euro, per cui oltre a quello
che spetta in quanto nucleo familiare con quel numero di maggiorenni disoccupati, numero di minorenni, a secondo proprio della composizione anagrafica. Se c'è una persona in stato di handicap si avranno 5.000 euro all'anno aggiuntive a quello che si percepisce. Questo insomma è quanto prevede appunto la norma, e ci sono anche delle misure per evitare che qualcuno possa fare insomma il furbetto per rientrare, no? Sì, in è questi... in sede, sì, perché adesso è in sede di approvazione un emendamento che praticamente prevede che la separazione personale dei coniugi deve essere, diciamo, parliamo per questa misura che parte il 6 marzo, non dopo il settembre 2018. Quindi tutte le persone che si sono separate dopo settembre 2018 non è che la pratica del reddito di cittadinanza viene rigettata, però saranno attenzionate per andare a verificare se è una separazione, diciamo, è una separazione di comodo o meno, perché ci sono tutte queste misure anti-elusione. Ecco. E poi siamo in attesa dell'emendamento per quanto riguarda una stretta ulteriore, perché sappiamo benissimo che accedono alla misura anche tutti i legalmente residenti in Italia da non meno di 10 anni. Anche lì si è intervenuto, e quindi lo leggeremo fra qualche giorno, perché praticamente la documentazione familiare ed economica loro, ma più che altro familiare, deve essere in originale, e noi sappiamo tutto il problema che è sorto perché praticamente molte persone extracomunitarie praticamente nei paesi d'origine, a parte che sono scomparsi gli archivi, per cui è molto difficile andare a reperire questa documentazione. È stato oggetto di cronaca anche un mesetto fa circa, però si sta cercando anche di limitare l'accesso sulla base della mancata produzione documentale anche di molti soggetti che non sono extracomunitari, sebbene legalmente residenti in Italia da più di 10 anni. Insomma, sta per partire questa misura ufficialmente, però ancora ci sono degli emendamenti. Sono degli emendamenti perché per questo sta in corso d'opera. È in corso d'opera, diciamo, quelle che abbiamo detto fino a mo' sono i requisiti che permangono, per cui quelli bisogna possederli. E per quanto riguarda i tutor e i navigator ci sono delle certezze mentre più invece rispetto... anche per i 6.000 navigator o tutor che verranno, diciamo, assunti dalla ARPAL SPA, che è questa società per azioni che ha avuto in concessione dallo Stato, diciamo, ecco, quello di predisporre la chiamata di questi 6.000 giovani che andranno a coadiuvare i disoccupati a cercare lavoro. Quindi sono queste 6.000 persone disoccupate che saranno messe diciamo, in campo, saranno assunte a tempo determinato da questa ARPAL SPA per trovare lavoro ai disoccupati, e praticamente poi, sempre nella norma istitutrice, dopo i 24 mesi potranno essere diciamo, assunti definitivamente da ARPAL SPA, quindi saranno stabilizzati. Però ancora non ci sono certezze, diciamo, avvocato, per quanto riguarda... sicuramente non si seguiranno le procedure del concorso pubblico, quindi questa è una certezza. Questa è una delle certezza, sì. Però, insomma, dicevamo, manca davvero pochissimo, perché poi manca pochissimo, proprio pochissimo. Dovranno accompagnare, no, questi disoccupati alla ricerca di un'occupazione. Ecco, teniamo presente che la prima erogazione è aprile 2019 e da lì diciamo, le persone beneficiarie che aderiranno a dei percorsi professionalizzanti per essere utilmente adibiti al lavoro verranno accompagnati diciamo, nella ricerca di un lavoro da questi soggetti che sono nominati. Avranno bisogno anche di una formazione, no? Questi soggetti, i tutor, i navigator, perché non è che ci si improvvisa, no? Hanno una responsabilità. Sicuramente non ci si improvvisa. Allora, la norma ancora non si sa che procedure
saranno adottate per diciamo, incamerare 6.000 unità, 6.000 risorse umane. Sicuramente per aprile non sarà predisposto assolutamente nulla, perché capiamo bene che insomma, a loro volta essere professionalizzati questi soggetti, diciamo, ci vuole un po' di tempo, no? Quindi ritengo che sicuramente non partirà con tutti come vuole la norma, e quindi già predisposto con l'adesione di chi sarà beneficiario del reddito di cittadinanza, non sarà immediatamente, ecco, seguito per la ricerca di un lavoro. Quindi insomma passerà un po' di tempo. Passerà un po' di tempo. Ecco, Però questo... lo ricordiamo che nel momento in cui questa misura andrà a regime, ecco, quando saranno chiariti un po' tutti gli aspetti che ancora rimangono da chiarire, chi accede al reddito di cittadinanza il percorso è quello, cioè non può rifiutare le offerte di lavoro che verranno, si spera, fatte. Sì, no? le richieste saranno, pena l'esclusione, il soggetto beneficiario non potrà rifiutare più di 3 richieste che perverranno in prima battuta entro 100 km da dove si ha la residenza, poi in seconda battuta, quindi la seconda chiamata 250, la terza chiamata è su tutto il territorio nazionale. Ricordiamo che le persone che sono in stato di gravidanza o che hanno un'inabilità molto alta o che hanno nel nucleo familiare una persona in stato di handicap sono esentate naturalmente dal dover, ecco, rimarranno diciamo, nell'ambito più ristretto dei 100 km, non dovranno, ecco, non subiranno diciamo, i 250 km o il territorio nazionale. E per queste persone sono anche esentate dal dover fare i percorsi professionalizzanti, per cui questi soggetti diciamo, non dovranno aderire, potranno non aderire ai percorsi professionalizzanti, per cui se sono fortunati troveranno il lavoro, però non dovranno ecco, aderire a questi corsi, sono esentati. Quindi ecco. c'è molta attesa davvero per queste misure, anche per quanto riguarda le pensioni quota 100, il rischio che potrebbero svuotarsi molti uffici, perché soprattutto al sud, tra l'altro, avvocato, questo è il dato, prima si pensava che magari le richieste no, sarebbero state maggiori nel nord del paese, invece a quanto pare, soprattutto dal sud Italia, ci sono più richieste. Le richieste sono state molte. Adesso dobbiamo andare a vedere come l'esplicazione di queste richieste, perché sebbene probabilmente non si è capito bene il meccanismo di età e contributi e soprattutto poi l'ammontare della pensione che si percepisce al netto delle trattenute dovute all'aver avuto accesso alla pensione di cittadinanza, quindi alla quota 100. Quindi bisogna fare un po' di calcoli. Poi quindi bisogna sempre fare un po' di calcoli, quindi perché siccome vedremo poi l'esplicazione proprio materiale, si può arrivare anche al 30% di decurtazione della pensione, per cui diciamo sono cifre importanti. Quindi per questo prima di aderire magari a quota 100 bisogna andare dal proprio commercialista, da un CAF, farsi fare un po' il analiticamente poi quanto conviene, ecco, diciamo qual è poi economicamente quello che entra al soggetto. La pensione di cittadinanza invece sappiamo che coloro che sono in età di pensione o già pensionati e hanno la pensione naturalmente, le pensioni al minimo, saranno tutte integrate a 780 euro. Ricordiamo che non viene aumentato l'assegno di pensione che percepiscono, ma verrà dato sempre sulla card, in questo caso pensione di cittadinanza, una somma che possono spendere naturalmente per acquistare generi di prima necessità. Abbiamo una telefonata, pronto?
Sì, pronto, buonasera, chiamo da Cosenza. Benvenuto. Mi dispiace moltissimo che non ci sia il segnale oggi, comunque una domanda Anche a noi. Questo è il per problema, telefono. sì. Mi dispiace veramente tanto che capiti così spesso. Anche a noi, davvero, signora. Immagino. Dunque, avvocato, volevo sapere se con l'invalidità del 70% cioè l'invalidità del 70% è un moltiplicatore per il certificato ISEE. Quindi per il reddito di cittadinanza lei sta dicendo sempre se c'è Sì, questa facendo invalidità. l'ISEE, volevo sapere se questa invalidità del 70% è un demoltiplicatore e quindi va messo nella documentazione. Quindi al 70? Sì, Sì. è un demoltiplicatore, quindi portando la certificazione inseriscono questo documento e poi è questo software che lavora. Certamente è un demoltiplicatore. Quindi si può inserire tranquillamente Certo, nella... ricordiamo, ecco perché avevamo parlato prima di invalidità e inabilità, solo chi è inabile, cioè quindi in stato di handicap, comma 3, articolo 3 della legge 104, lì il nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza avrà una somma di 5.000 euro all'anno in più perché si ha il disabile nel nucleo familiare. Quando invece si ha una invalidità, in questo caso del 70%, ai fini del modello ISEE viene lavorato perché è demoltiplicatore, perché significa che una persona maggiorenne utilmente collocabile al lavoro ha una invalidità del 70%, quindi No, limitata. purtroppo non ho più l'età, avvocato. Quindi ho questa invalidità del 70% con l'articolo 3,1 comma 1 non è come no, ma quello è per prendere il reddito di cittadinanza, perché chi ha un invalido però deve essere grave, quindi handicap, quindi articolo 3,3 sia grave e sono al 70%. No, questo volevo quella sapere la se casistica comunque un demoltiplicatore è un demoltiplicatore ai fini l'articolo 3,3. No, ai fini O ISEE comunque la legge 104, però il 70% dell'età, legge 104, articolo 3,1. No, articolo 3,3 deve essere, che è Ho capito, l'handicap. quindi non è più un demoltiplicatore questa invalidità. Sono due cose diverse, ai facciamo fini chiarezza. ISEE è un demoltiplicatore. Ecco. Punto. In questa manovra chi ha articolo 3,3, quindi l'handicap, il nucleo familiare riceve, oltre alla somma del reddito di cittadinanza, in aggiunta 5.000 euro l'anno perché c'è un componente che è in stato di handicap. Quindi non è il caso in questo. Non è il caso, ecco perché ci sono, serve ai fini del certificato ISEE. Chi ha il reddito di cittadinanza serve perché percepisce 5.000 euro in più. Però nel caso della signora che ha un articolo No, la signora 1,1 no, è un perché demoltiplicatore. la signora punto. no perché è già pensionata, per questo motivo qua. Voglio dire, è comunque questa invalidità un demoltiplicatore? Sì. Sì. Ok, va bene. Ha già fatto la domanda? Come? Ha già presentato la domanda? Lei si sta attrezzando, signora? Sì, l'ho presentato una volta, mi è ritornato indietro, però era sbagliata. Ecco perché di questi casi sono una massa di ignoranti. Non hanno saputo leggere la documentazione della banca con l'estratto conto su cui ci sono tutte le notizie che interessavano per la richiesta dell'ISEE. Comunque l'ho fatto correggere, ora dovrebbe arrivarmi l'altro e mi pare che sul vecchio, ecco perché vi ho posto questa domanda, sul vecchio non c'era l'invalidità come demoltiplicatore. Quindi l'importante è che insomma ci si sia accorti dell'errore. No, me ne sono accorta io perché purtroppo per loro so leggere e scrivere, come si suol dire. Comunque speriamo bene, grazie, mi dispiace. Ma anche perché i 9.360 euro, no? Poi variano anche a seconda dei componenti. Certo. Ecco, anche se si sfora, a seconda dei componenti. Comunque, buonasera. Grazie a lei signora, a me fa piacere Buonasera. che i nostri telespettatori sono attentissimi, quindi Certo. e questa è una cosa molto molto positiva, che vanno a controllare
la documentazione. Questo è, per fortuna, bisogna perché farlo. lo diciamo spesso, perché come abbiamo osservato che molte domande del reddito di inclusione, quindi il famoso REI, praticamente c'erano delle domande che erano rigettate perché non venivano lavorate correttamente. Ecco. Allora, l'ISEE non è che il software, cioè, legge i documenti, il software elabora i dati che chi è al Qualcuno computer inserisce. immette Certo. nel programma, per cui se si sbaglia la lettura di un documento, soprattutto fiscale, soprattutto bancario, dove ci sono numeri, è ovvio che poi esce viziato, diciamo, poi il certificato ISEE. Sempre controllare, quindi nel momento in cui c'è un rigetto della domanda, mai abbattersi e andare a capire. Certo, sì, andare a vedere, perché l'errore umano ci sta, c'è sempre, ci può essere l'errore umano, per carità, però è bene controllare sempre, anche perché insomma sono delle misure che possono aiutare, ecco, le famiglie che si trovano in difficoltà. Non dimentichiamoci anche il fatto, quello che lei diceva prima, avvocato, il fatto di pagare il fitto oppure il mutuo grazie a questa misura, e si va un po' ad aggirare, lo abbiamo detto più volte, il problema del fitto casa che arriva in ritardo. Le persone quindi che accedono al reddito di cittadinanza intanto accedono anche agli altri bonus, certo, bonus gas, bonus in automatico, gas e luce, praticamente. Ecco perché il CAF, perché solitamente le domande per accedere al bonus luce e gas partono dal CAF online, e chi accede alla misura del reddito di cittadinanza in automatico è anche in bonus gas e luce. Naturalmente l'accortezza, come diciamo sempre, è quella che bisogna portare in sede di domanda di reddito di cittadinanza anche una fattura luce, una fattura gas, perché così si immettono i dati. Ecco. E la documentazione a corredo di quello che noi chiediamo. Ecco, per questo io dicevo è importante controllare, perché sono delle misure che danno una mano, danno respiro, ecco, danno respiro. Non risolvono i problemi magari di chi danno insomma respiro nel senso che la rata di mutuo fino a 280 euro mensili viene pagata, il canone di locazione fino a 280 euro mensili viene pagata direttamente al proprietario o alla banca. Ecco, cioè questa misura, pensione di cittadinanza e reddito di cittadinanza, soldi ai beneficiari non ne entrano, nel senso che sappiamo che sono tutte quante delle carte da spendere, quindi quella card che arriva sono card per spendere per beni, la maggior parte dei quali sono generi alimentari. Ecco. Quindi diciamo è una misura alimentare questa. Certo. Ricordiamo, giusto per qualunque sia la somma a cui si ha diritto a percepire, non si può, cioè la carta che arriva verrà caricata di euro 100 mensili per spendere, quindi in contanti che si possono prendere, tutto il resto deve essere speso nei negozi convenzionati. Abbiamo Quindi già i negozi convenzionati, ancora non ci sono questi elenchi? Tutti i supermercati sono tutti quanti convenzionati, cioè con lo Stato i maggiori, poi ci sarà l'elenco, ecco, naturalmente, l'elenco ancora non, ovviamente regionalizzato, certo, e provincializzato, perché naturalmente per evitare disparità. Però questo è, diciamo, non è una misura come il REI, che praticamente la somma che veniva assegnata al nucleo familiare o al singolo poteva essere prelevata tutta. No. Ecco, infatti noi abbiamo detto più volte, non è che la pensione minima passa a 780 euro per esempio. No, assolutamente no, la pensione minima rimane minima, viene soltanto integrata, e ci sarà un'integrazione se è una persona singola che chiede la pensione di cittadinanza. Se chi chiede la pensione di cittadinanza è inserito in un nucleo familiare, prenderà una somma che avrà riguardo anche alla composizione del nucleo familiare. La pensione minima rimane minima. Ecco, però, non cambia l'assegno. Ecco, sì, però avrà queste somme che sarà la fotografia del suo nucleo familiare, quindi a seconda della composizione aumenterà. Ecco, dicevamo prima che c'è molta attesa per queste misure, anche per la pensione di cittadinanza. In questo periodo, anche perché bisogna fare i calcoli, no, per vedere se conviene accedere alla pensione quota 100, non alla cittadinanza, oppure se conviene continuare a lavorare per un po' di tempo, si fa un po' il calcolo, no, dei contributi versati nel corso della
dell'attività lavorativa. Ne parleremo tra poco perché devo dare la linea alla regia. Rimanete con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio, stiamo parlando anche durante la pubblicità dei calcoli, no, dei contributi, ne parleremo tra poco perché mi dicono che abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Salve, allora sono Camilla di Zambrone. Da dove chiama, signora? Da Zambrone. Da Zambrone, benvenuta, prego. Buongiorno, senta, io volevo sapere, allora, mio marito prende la pensione la minima. Sì. Volevo sapere all'avvocato, perché siamo io e mio marito, quanto prendiamo tutte e due? Allora. Qualche cosa in più forse bisognerebbe capire. Sì, voi siete in età lavorativa naturalmente, sì? Sì. Siete due componenti il nucleo familiare? Sì. Perfetto. Quindi voi rientrate senz'altro, a vostro marito la pensione minima non muta, però praticamente avrete una somma che terrà conto che ci siete tutte e due e praticamente sarebbe esattamente, avrete un'integrazione del reddito di 630 euro. Ok. Signora? 630 euro, ma con la pensione di mio marito? No, allora, la pensione non c'entra niente, la pensione minima vostro marito la prenderà comunque, è sempre in quella misura. Siccome siete vostro marito con la pensione minima e voi che siete nel nucleo familiare, avrete 630 euro di pensione, voi accedete alla pensione di cittadinanza, avrete 630 euro di somme in più a quello che prende vostro marito. Allora prendiamo 630 euro più la pensione che prende mio marito? Sì, più la pensione minima, però, signora, però, allora non vi arrivano soldi, vi arriva una card. Di questa card voi potete prelevare il vostro nucleo familiare 100 euro al mese di soldi in contanti, tutto il resto lo dovete andare a spendere per fare la spesa, ci sono dei negozi convenzionati, supermercati, poi ci sarà una lista, per cui tutto quello che prima compravate con la pensione minima adesso lo andate a comprare con questa card. Quindi di questa card... Un'altra informazione. Sì. Allora, siccome io non lavoro, posso fare il reddito di cittadinanza? Non ho capito. Allora, la signora non lavora, allora il marito prende la pensione minima, però lei dice posso fare il reddito di cittadinanza? Perciò vi ho detto prima, in automatico qua, siccome andrete a dichiarare, cioè lo Stato, cioè quello che è la fotografia della vostra famiglia, vostro marito con la pensione minima e voi che siete ancora in età lavorativa e quindi utilmente collocabile al lavoro, in automatico, accedendo a questa misura, vi verrà chiesto anche a voi di aderire a un percorso professionalizzante, entrate sempre nella misura. Vi sto dicendo, a vostro marito integreranno per il suo nucleo familiare la pensione che c'ha, la integreranno, però voi accederete sempre alle altre misure, speriamo, ecco, con buon esito. Certo, chiaramente quindi non bisogna vi avere i preoccupate, requisiti. non potete fare reddito e pensione, no, non funziona così. Le agevolazioni, le misure per trovare lavoro alle persone maggiorenni utilmente collocabili al lavoro ci accedete ugualmente. Vabbè, chiaramente bisogna avere i requisiti, bisogna fare il calcolo in sé. Perciò vi sto dicendo, voi vi dovete recare presso un CAF. Sì, ascoltate un po', e io sono andato, ho fatto l'ISE. Sì. Niente, ho fatto l'ISE e l'ISE è 5.400 euro. Sì, vi sto dicendo, non dovete andare al CAF solo per l'ISE, voi dovete andare al CAF se volete accedere a queste misure. L'ISE serve sempre andando a dire io devo fare l'ISE perché voglio accedere a questa misura, mi dite che documentazione devo portare e allora voi
ve la predisponete, per cui il reddito ISEE senz'altro, ma non è che con il reddito ISEE in automatico una acceda a una misura o un'altra. Vi dovete far dire che documenti, siccome richiede vostro marito questo, sicuramente il reddito ISEE avete fatto bene, però deve portare la certificazione di pensione minima. Cioè, ho capito, ecco bene, perché allora, va bene, grazie. il reddito ISEE serve Bisogna fare la domanda, no, insomma. ma per fotografare la situazione socio-economica, però poi quando si va a fare la domanda di uno o dell'altra misura bisogna portare la documentazione che serve. Certo, bisogna fare comunque domanda, non è che uno fa il reddito No, ISEE non è in automatico, è tutto a impulso di parte, quindi bisogna fare la domanda. Sì, no, volevo sapere, siccome mio marito prende la sua pensione minima, perciò con la pensione di cittadinanza lui prende sempre quella pensione lì, però io prendo 630 euro, me la cavalcano su un'altra cosa, giusto? Viene, diciamo, allora, integrata. c'è questa maggiorazione per il nucleo familiare, vostro marito e il suo nucleo familiare. Quindi non è che sono delle... Cioè, questa carta non è che viene a voi, poi la usate voi, non c'è nessun problema. Viene dato alla persona che ha la pensione minima, a seconda del suo nucleo familiare, una maggiorazione che non vi arriva maggiorata la pensione, ma vi arriva caricata su questa carta, su questa card, le somme che vi ho detto per la composizione del nucleo, che sono spendibili nella misura che vi ho detto, 100 euro in contanti, il resto presso negozi convenzionati. Va bene, signora? Va bene, grazie, arrivederci. Grazie a lei. Allora, dal reddito ISEE che ci dice la signora ci rientra nella misura, però ci rientra bisogna fare poi chiaramente... Però il reddito ISEE ci dice semplicemente questo, però poi, ripeto, in automatico non avviene nulla. Bisogna fare la domanda e bisogna portare anche la documentazione idonea per la domanda che si fa. Parliamo invece dei contributi versati, insomma, che sono importanti se uno vuole accedere alla pensione. Quello per quanto riguarda la pensione, di la quota 100 soprattutto. Certo. Noi sapete benissimo che praticamente in deroga alla legge Fornero, praticamente adesso età e contribuzione si deve arrivare a quota 100 per poter andare in pensione, quindi non seguendo l'evoluzione e le aspettative di vita. Diciamo 62-38, insomma. No, 62-38 diciamo è 62 anni, 38 quello che di bisogna rispettare. Spesso e volentieri però ci si trova che magari avendo anche lavorato 38 anni in più aziende non si trovano i contributi, perché l'azienda presso la quale si è lavorato, forse c'è una telefonata. Sì, c'è una telefonata, ne parleremo tra poco, perché insomma è importante poi andare a recuperare, no, tutti i contributi che sono stati. Bisogna andare a recuperare, certo. Vediamo come fare. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Pronto, buongiorno, io chiamo da Castrovillari, buon pomeriggio. Benvenuta signora. Senta signora, io vorrei delle informazioni sul fitto casa, come è finita, non lo so, perché ci hanno fatto fare già le domande nuove. Allora, sembra in effetti una telenovela, com'è finita, com'è andata a finire questa telenovela? Sembra sia finito. Insomma, è ancora in corso, ci sono diverse puntate, no, ancora per questa telenovela del fitto casa. Allora, a Castrovillari che annualità è arrivata, signora? C'è ancora in linea? No, vabbè. Sì, ecco. A che anno vi hanno pagato? Fino a che anno vi hanno pagato lì a Castrovillari? Allora, ci devono pagare 2 anni, 2016 e 2017. 2 anni, direi. E 2018, vabbè. Cosenza siamo... Noi siamo in arretrato, cioè Cosenza praticamente siamo entrati nel secondo anno, però diciamo è un anno che un anno e qualcosa che non pagano. Allora, voglio ricordare... Come va a finire questa telenovela? Questa telenovela speriamo finisca e speriamo che finisca bene. Voglio ricordare così, ecco, diciamo un po' per tutti. Non è possibile che ci siano più anni di arretrato, questo per quale motivo? La legge regionale istitutiva del contributo fitto casa dispone che i comuni entro il 30 maggio di ogni anno comunichino alla Regione Calabria
il fabbisogno fitto casa dei propri cittadini. Questo è un adempimento amministrativo che, se non si fa per quell'anno di competenza, soldi non se ne ricevono, quindi primo ostacolo. Dopodiché la Regione Calabria ogni anno solare distribuisce la dotazione finanziaria per il contributo fitto casa ai comuni che ne abbiano fatto legittimamente richiesta. Dopodiché i comuni lavorano queste somme per i richiedenti e poi liquidano in percentuale a quello che hanno ricevuto dalla Regione Calabria. Quindi dopo più anni, cioè molto probabilmente per quell'anno forse è saltato, perché diciamo la Regione Calabria non si tiene i soldi in cassaforte, certo. Diciamo, ecco. Cioè non è che da un comune perché è più simpatico diciamo che un anno si può avere un anno di ritardo e veramente non ci sta non proprio. ci dovrebbe stare. Però ci hanno abituato a questi ritardi, un anno di più no, perché allora vuol dire che forse per quell'anno di competenza, ecco, c'è qualche problema. Io vi consiglio naturalmente, recatevi al vostro comune che c'è il modellino per l'accesso agli atti amministrativi e a nome vostro richiedete la pratica fitto casa per l'anno 2017 o 2016 a nome della sottoscritta, voglio accedere, no? Proprio alla pratica. Quindi io lo posso fare? Certo. Tutti i cittadini lo possono fare e le amministrazioni sono obbligate a rispondere. Cioè, è assolutamente gratuito, per cui quando si hanno questi dubbi, quantomeno il cittadino sa, ecco, se esiste, non esiste, se è stata presentata alla Regione, se non, ecco, non c'è. Se i soldi sono arrivati. Io stamattina sono andata a fare la nuova domanda, e mi hanno detto che per gli anni precedenti non c'è niente. Allora, ha fatto la nuova domanda, però le hanno risposto allo sportello che per gli anni precedenti non c'è nulla. Guardate, vi ripeto, no, poi non conosco la situazione della città di Castrovillari. Vi ho detto prima qual è l'adempimento annuale che ogni amministrazione comunale deve espletare, perché altrimenti i soldi non ne prende. Ovviamente non ho conoscenza se è il caso della città di Castrovillari, accertatevene, perché... Un accesso agli atti, signora? Sì, ma accertatevene, perché se non è stata fatta la domanda è inutile che aspettate soldi che non ve ne arriveranno mai. Ecco, bisogna chiedere se la domanda, se il comune poi ha fatto la domanda alla... Sì. Ecco, giusto per capire. L'accesso agli atti. Sì, ma fate l'accesso agli atti della vostra posizione rispetto al contributo fitto casa 2016, depositate e vi devono rispondere, vi devono dire non può avere seguito, non ha seguito, eccetera, eccetera. Quindi, però la risposta vi arriva per iscritto. Va bene, signora. Va benissimo, grazie mille, complimenti per la trasmissione. Grazie signora per l'affetto. Davvero una lunga telenovela, siamo partiti dal 100%, siamo arrivati a delle cifre irrisorie, davvero che non servono. Una quindicina di anni fa che c'era il 100%. Il 100%, poi dopo questa percentuale è andata via via scemando, alla fine ci sono questi ritardi intollerabili, inconcepibili davvero, perché ci sono delle persone che aspettano, fanno davvero affidamento, no, su queste somme per pagare il fitto dell'appartamento. Quindi magari chi ha il diritto, no, ad accedere al reddito di cittadinanza, lo ripetiamo, magari si può aggirare questo problema del fitto casa, perché insomma è lo Stato che poi ti paga. Sappiamo che 280 euro vengono prese mensilmente. Quindi, e vengono date direttamente al proprietario, per cui diciamo... Forse il fitto casa non ci arriva neanche a 280 euro, poi dipende, sicuramente non arriva negli ultimi anni proprio hanno falcidiato la percentuale. Sì, infatti sono delle percentuali davvero... facendo perdere proprio il significato del contributo fitto casa. Quindi, poi se ti arriva dopo 2 anni... 2 anni significa che le persone che facevano affidamento a questo contributo sono già in mezzo alla strada, perché sono state sfruttate. Certo, il proprietario di casa deve avere, insomma, non fa beneficenza, chiaramente il proprietario, chi ha una casa che lo affitta, ha il diritto ad avere riconosciuto questo canone. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto?
Pronto? Buonasera, buonasera. Scusate, io sono Albino, sto chiamando da Cetrano Marina. Benvenuto. Vi sto vedendo adesso, in questo momento vi sto vedendo. Prego. Alla televisione vi sto vedendo. No, volevo sapere, come si chiama, questi 700 euro, come si chiama? Reddito, pensione di cittadinanza? O reddito, quello pensione di là. cittadinanza. Io prendo la pensione, la pensione sia io che mia moglie. Io prendo 601 euro al mese e mia moglie prende, mi pare, 460 euro. La possiamo fare noi la domanda? La dovete fare perché siete nucleo familiare, la dovete fare. La dovete fare. La posso fare perché io però non sono disoccupato, sono in pensione. Non sono disoccupato. È una pensione, diciamo, siccome minima. siete quasi, cioè a pensione minima tutti e due i coniugi, come nucleo familiare, cioè se si fa cumulo con queste due mensilità che prendete, fate anche cumulo e quindi come nucleo per avere l'integrazione pensione di cittadinanza. Chiaramente ricordiamo bisogna partire dal reddito ESEE perché bisogna capire. Ho guardato adesso in questo momento è 6.300. Ci rientrate. Siete rientrate, per cui vi invito, recatevi o CAF o patronato e fatevi dire. Io vado al patronato qua in paese, Perfetto, la certificazione ISEE l'avete fatta e praticamente vi dovete sicuramente dovrete produrre dei documenti che magari sono uguali a quelli che avete prodotto per l'ISEE e quindi il certificato di quello che prendete come pensione, anche vostra moglie, però siccome accedete a un'altra natura, il certificato ISEE è una cosa, la domanda per accedere alla pensione di cittadinanza è un'altra, per cui rifate quella documentazione, se l'avete in originale fate le fotocopie ovviamente, che avete già prodotto in sede di certificato ISEE per questa ulteriore domanda di pensione di cittadinanza. E fate la domanda, perché ricordiamo, non va in automatico. Scusate, avvocato, ma quando io sono andato l'altra sera alla sindacata, ma non c'è ancora, a loro non ci è arrivata nessuna cosa, cioè, non so perché magari non ci è arrivata nessuna domanda a loro. Viene a vedere, andate a un altro CAF, se non se è un CAF che lavora una domanda l'anno, spostatevi come CAF. Beh, chiaramente voi avete i requisiti. Avete i requisiti, quindi potete andare in qualunque CAF d'Italia, qualunque patronato d'Italia. Ma accettare uno solo, io vado in paese, ma uno solo ce n'è. Sono da tanto tempo che uso sempre questa forse si devono mettere speriamo che questo CAF faccia un reddito, speriamo che non ci sia nessuno che abbia bisogno. Probabilmente però, forse non hanno ancora i software, non sono arrivati i software. Guardate, non ci sono arrivati, infatti, ma mi hanno detto che ancora qua non abbiamo nessuna. Però tenete presente che per quanto riguarda dove c'è la richiesta maggiore, naturalmente il reddito di cittadinanza, il 6 marzo incominciano le domande. Per cui adesso siamo al 21 febbraio, che non si siano attrezzati. Voi comunque preparate la documentazione e poi il 6 marzo andate dall'altra parte, andate da qualche altro. Fate la domanda. Ho capito. Scusate, ma io ho fatto pure la domanda per l'affitto e poi magari quella dell'affitto me la tolgono. Come allora, voi avete fatto la domanda per il fitto casa, ancora non vi è stato erogato. Nel momento in cui prendete questa provvidenza vi viene anche integrato fino a 280 euro mensili il canone di locazione che va direttamente al proprietario. In automatico non accedete più al contributo fitto casa, ma vi conviene più questo ovviamente. È chiaro, perché forse non ci arrivate. Avete ragione, c'è uno l'altro. Sì, ma vi conviene più questa misura. Soltanto per questo ho domandato. No, ma vi conviene più questa misura. Cioè in questo modo i soldi non è che passano, dovete aspettare che arrivino i soldi a voi e poi dovete pagare il proprietario. In questo caso è lo Stato che paga. Allo Stato. Ecco, e sono sicuri che vengono erogati subito. Scusate, avvocato, scusate.
vi interrompo, ma per esempio io pago l'affitto che pago 200 euro al mese, ma Sì. poi vanno direttamente i soldi, vanno direttamente perché questo Vanno direttamente al motivo di casa, abito a Torino, faccio il vaglio alla No, voi non posta e dovete vado a fare Torino. niente. Ecco perché vi dico, questa è una norma anti-elusione fiscale. Voi quando andate a fare questo tipo di domanda dovete portare una copia del contratto di locazione regolarmente registrato e lì ci sono i dati del proprietario. Per Ho cui capito, e poi le mandano direttamente al proprietario. Sì. Le mandano. Sì, sì, perfetto, Vabbè. quindi fanno loro, voi non dovete fare nulla, poi ecco, tramite voi, tranne il contratto di locazione, non passa nulla tramite voi. Ho Per cui capito, sarà ho capito, poi... va bene, Ho capito, sì, sì. Va bene, quindi Ho capito. prepari la documentazione per fare la domanda il 6 marzo, così si trova pronto ad inoltrare capito, questa va domanda, bene. che poi entro il mese successivo, insomma, Da dovrebbero... aprile c'è ecco. l'erogazione. Da marzo, penso, mi ha detto questa signora là che va in paese, mi ha detto da marzo ci arrivano un po' che ci arriva qualche cosa. Ah, ecco, vabbè, forse ancora non sono Speriamo, attrezzati, però... se no non ci cambiate, sono ecco, arrivati se no ancora. cambiate, ecco. Se Quindi no- siamo fiduciosi, magari arriverà con... Speriamo, con in calcio d'angolo, Se però non ci speriamo. arriva, io aspetto fino al 2-3 marzo, se non ci arriva allora cambio, vado all'altra Certo, parte. certo, Vado certo. dall'altra parte. Chiaramente. Va bene? La ringrazio, siete molto gentili tutte e due. Grazie. Avvocata è lei, signora. Buonasera, Grazie. e buona serata. Grazie, buona serata e grazie per l'affetto. Faccio la domanda. Grazie. Allora, parliamo un po' di Sì. questi contributi, come recuperare Allora, questi recupera contributi? chi ha lavorato per più aziende, sempre INPS, e si accorge in occasione che magari vuole utilizzare, usufruire della quota 100 per andare in pensione, se manca qualche contributo però fatelo subito in modo che avete un po' di tempo. Prima naturalmente si può cercare, se è ancora in vita, di andare a recuperare i contributi non versati da uno dei datori di lavoro, altrimenti c'è, accertato ciò, un fondo istituito presso l'INPS e quindi questa è una cosa semplice da realizzare. Più difficile è quando avete avuto periodi utilmente utilizzabili di contribuzioni con gestioni previdenziali separate. E lì cominciano In i dolori. questo caso incominciano i dolori perché dovete recarvi a un patronato e dovete farvi benissimo far fare i calcoli matematici quanto vi costa la ricongiunzione. Perché è oneroso. Perché è molto onerosa. Stessa cosa per il riscatto degli anni di laurea, che è molto onerosa. Per cui prima di decidere se far confluire naturalmente, ricongiungere i periodi di lavoro di contributi versati, andate a vedere in quanto tempo ve li ammortizzate. Quindi sono dei calcoli economici, patronato. Certo. Salutiamo chi è in linea. Pronto? Buonasera, sono Falbo. Salve. Dalla Mezia. Dalla Mezia, benvenuto. Volevo parlare con l'avvocato. La sta ascoltando, prego. Allora, io volevo dire, io ho una pensione di 770 euro. Una pensione? Di 770. Sì, Allora, però mia moglie è casalinga. sì. Gli tocca il reddito di cittadinanza perché mi dia 100 euro al mese. No, non funziona così. No? Allora, voi dovete andare, siccome voi che percepite questa pensione fate parte del nucleo familiare e quindi viene calcolato a secondo del nucleo familiare, voi fate la domanda. Mi scusi avvocato, però c'entra l'età. E siete in pensione voi, no? Io sì. E sua Quindi moglie invece è in età lavorativa? È in età Avevo una pensione sociale, mi l'hanno tolta perché non ci tocca più niente. E quindi lei Allora, non ha no. contributi, non ha contributi. È No, una no, pensione scusate che vi interrompo, scusate. Prego. Allora, la via ordinaria qual era? Voi prendete un rateo di pensione di 700 ore. 70 euro. Con il rateo, allora, secondo le norme
ordinarie in materia pensionistica, con questo rateo di pensione che voi prendete, vostra moglie ovviamente il reddito da pensione, benché piccola che prendete voi, non fa godere a vostra moglie nemmeno 50 euro di pensione sociale, perché naturalmente, essendo nello stesso nucleo familiare, fate praticamente cumulo di reddito e quindi vostra moglie, se fosse da sola, prenderebbe la pensione sociale. Siccome è sposata con voi, ovvero è convivente con voi, fa parte del nucleo familiare, il vostro reddito gli annulla la possibilità di poter percepire a lei. Premesso ciò, voi dovete comunque recarvi a un patronato, andando. Avete casa di proprietà o no? Sì, c'è sotto il nome di mia moglie. E quindi a casa di proprietà. Sì. E andare, siccome siete, però, ma la signora quanti anni ha? 68. 68. 68, state Sì. bene così allora, perché Quindi praticamente purtroppo c'è un requisito anagrafico che praticamente Quindi non è venuto consente né andare a a vostra perdere moglie né a tempo. voi, vi ho detto non c'è possibilità, ecco, quindi di accedere per quanto riguarda la pensione a farla integrare con un reddito, perché c'è anche il requisito di età che non è possibile. Vi ripeto, se vostra moglie era in un nucleo familiare a parte, lei Sì, godeva sì, della no, sua no, pensione. Però no, naturalmente ecco, siete in un nucleo familiare, mi dispiace, ma non niente, non per queste ci rientra. misure non usufruite, ci sono i bonus a cui potete accedere. L'età non c'entra niente allora, no? No, l'età, è proprio l'età che purtroppo... Ah, è proprio l'età che c'entra quel reddito di cittadinanza, quindi è inutile andare No, avanti no, ma indietro. anche per la pensione, proprio No, mi come dispiace pensione veramente. gli hanno lasciato 100 euro, avvocato. È perché viene praticamente assorbito dal vostro reddito, siete nella norma ordinaria, Sì. nell'ordinario, quindi quello Sì. che poteva prendere vostra moglie viene assorbito, se non in questa misura residua, dalla vostra pensione, questo è. Però ci sono le Grazie, altre avvocato. misure, bonus, eccetera, eccetera, ai quali potete accedere La tranquillamente. ringrazio. Social card praticamente perché siete in età, la potete avere dopo i 65 anni, magari ne parliamo la prossima volta, Sì. usufruitene perché avete il reddito basso. Quindi ci sono altre misure, ecco, che possono aiutare chiaramente un nucleo familiare che si trova in queste condizioni. Io la ringrazio, siamo davvero in chiusura. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie avvocato, ci dobbiamo salutare, torneremo la prossima settimana, grazie per i preziosi consigli e parleremo anche delle altre misure che ancora sono in Vigenti, vigore, certo, magari certo. uno non rientra nel reddito, nella pensione Ce di ne sono, le cittadinanza, altre sono sempre... ma ci sono insomma altri piccoli aiuti, no, per le famiglie. Grazie per l'attenzione, alla prossima, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.